Ed eccoci di nuovo in diretta. A proposito di territorio, urbanistica e ovviamente gestione anche di quelle che sono le criticità, 2 giorni fa all'Università di Padova si è tenuto un convegno importante sulla sicurezza idraulica. Il Veneto è, come tante regioni, alla prova dei grandi cambiamenti climatici e mettere appunto in sicurezza il territorio è una sfida che interessa Viveracqua e non solo. Presente anche, e sentiremo le sue parole, il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, ma andiamo a sentirci Monica Manto, che è la presidente di Viveracqua. Abbiamo pensato di organizzare un convegno in occasione del decennale della costituzione di Viveracqua, cioè la società consortile che raggruppa tutti e 12 gestori pubblici del servizio idrico in Veneto. Un convegno per affrontare il tema dei cambiamenti climatici, che è una delle sfide più importanti che l'umanità si trova ad affrontare, che necessita di una visione globale e di investimenti di lunghissimo termine, ma che impone anche delle misure nell'immediato. E quindi è necessario mettere a punto strumenti, approfondimenti, studi scientifici per far fronte alle emergenze climatiche che ci siamo già trovati ad affrontare in questi ultimi periodi. E la giornata è stata l'occasione per presentare una ricerca importante dal titolo Le piogge intense nella regione Veneto 1990-2020, una ricerca in 4 volumi per raccontare un po' questi cambiamenti che sono evidenti e che hanno avuto un impatto anche nella nostra regione. Ci spiega tutto Vincenzo Bisio, che è presidente della sezione veneta dell'Associazione Idrotecnica Italiana. Sentiamo. Noi parliamo di un fenomeno particolarmente negativo per la nostra regione, che è dato dal fatto che in pochi minuti, certe volte in poche ore o in pochi giorni, vengono scaricati dal cielo volumi d'acqua che sono incompatibili con le opere idrauliche che sono state realizzate per contenerli. Che valori possiamo avere? Possiamo avere dei valori che abbiamo visto che nelle zone montane possono arrivare fino a 700 mm in 2 o 3 giorni, valori che sono effettivamente molto elevati. I massimi per queste durate lunghe si verificano in montagna. Invece per le piogge molto brevi abbiamo visto che i territori che sono più soggetti a questo fenomeno sono quelli, direi, compresi tra le province di Padova e di Vicenza, per esempio la località di Montegalla. Invece per i valori di piogge intermedi durate tra i minimi e i massimi, la concentrazione è molto forte è lungo la fascia costiera, perché lì si vengono a scontrare correnti di natura diverse, quelle molto calde e quelle molto fredde. Quindi questi sono i territori che devono essere seguiti con maggiore attenzione. Cambiamenti climatici che sono ovviamente sotto la lente di ingrandimento anche della regione Veneto, e presente a Padova l'altro ieri c'era anche l'assessore Giampaolo Bottaccin e sentiamo le sue parole. Il convegno ha fatto emergere alcune cose. Prima di tutto che il cambiamento climatico c'è, ma questo lo sapevamo, ma che dietro a questo c'è anche un'azione già in corso da parte della Regione Veneto su tutta una serie di pianificazioni che hanno il compito di intervenire su questo fronte. È di pochi giorni fa la notizia che i gas climalteranti in Veneto sono in calo, e questo non è un caso, e dall'altro sono state evidenziate in questo convegno tutte le opere che sono state messe in campo da tutti i vari soggetti, a iniziare dalla Regione, per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, bacini di laminazione, opere idrauliche, insomma di tutto di più, e questo sottolinea il fatto che non siamo all'anno zero, c'è ancora molto da fare, ma che la strada intrapresa è quella corretta. E dicevamo all'inizio di questo servizio, di questo blocco, che c'era presente anche Roberto Mantovanelli, ingegnere, presidente di Acque Veronesi che si adopera ovviamente sul territorio di competenza anche per la messa in sicurezza idraulica, ma sentiamo Mantovanelli. Come soggetti del servizio idrico integrato, solo nel 2020 abbiamo messo a terra oltre 350 milioni di euro di investimenti nelle infrastrutture idriche, investimenti fondamentali
per migliorare soprattutto le reti che ci servono sia da un lato per preservare la risorsa idrica, quindi con un minor spreco d'acqua, dall'altro lato ci aiutano a far fronte a questi eventi sempre più intensi, sempre più estremi sul fronte degli allagamenti, quindi interventi molto importanti di adattamento di tutte le reti. Solo per far fronte alla tempesta Vaia i gestori del servizio idrico integrato di Viveracqua del Veneto hanno messo a terra in qualità di soggetti attuatori oltre 26 milioni di euro stanziati dal commissario straordinario per l'emergenza. Sono sicuramente numeri importanti per opere realizzate in tempi stretti che sono servite in questo caso anche proprio a ripristinare delle sorgenti, quindi proprio per portare l'acqua nelle nostre case. E sulle parole di Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi, ci salutiamo. Verona Economia per questa sera termina qui. Domani sarà una puntata speciale della settimana veronese della finanza, un tavolo di giornalisti che commenteranno un po' un bilancio del 2021 di questa città, Verona, che ha parecchie sfide davanti a sé, e proveremo insomma a farne emergere qualcuna, trovando magari anche delle possibili soluzioni, perché no? Adesso lasciamo spazio al collega Alessandro Bonfante per il TG Daily. Verona Economia torna venerdì, domani puntata della settimana veronese della finanza, come vi dicevo. Grazie per averci seguito.